Salve a tutti, vediamo ora come si calcolano le probabilità di un'unione di eventi, di un'intersezione e la probabilità condizionata. Quindi, se noi abbiamo due eventi, questi possono essere tra loro incompatibili oppure compatibili. In che senso? Che sono compatibili se hanno in comune qualche evento elementare dal quale sono composti e sono incompatibili se non hanno in comune alcun evento elementare. Allora, se sono incompatibili, la probabilità dell'unione, quindi un evento oppure l'altro, la probabilità di un evento oppure l'altro si calcola semplicemente sommando la probabilità dei due eventi. Se invece hanno in comune qualche evento elementare, la probabilità di uno oppure l'altro si calcola facendo la somma e sottraendo ciò che hanno in comune A intersezione B. Vediamo ora un esempio di questo. Qual è la probabilità di pescare una carta rossa oppure un re da un mazzo di 52 carte? Allora, se ci pensate, tra i quattro re che ci sono, due di essi sono rossi, quindi quelli sono gli eventi elementari in comune. Quelle due carte sono in comune tra dire carta rossa oppure dire re. Quindi adesso vediamo le probabilità separate. Probabilità che la carta sia rossa è 26 su 52, ci sono 26 carte rosse sulle 52 che è un mezzo, infatti la metà delle carte sono rosse. Probabilità che la carta sia un re è 4 su 52, ci sono 4 re. Questo uguale a un tredicesimo. E la probabilità dell'intersezione che sia la carta è rossa ed è anche un re, e quindi significa i due re rossi, per quello sono 2 su 52 che è un ventiseiesimo. E anche da questo si capisce meglio perché bisogna sottrarre questo, perché se noi non li sottraessimo significa che avremmo contato due volte i due re rossi, una volta quando diciamo carte rosse e una volta quando diciamo i quattro re. Avremmo contato due volte i due re rossi e quindi bisogna sottrarre quella probabilità. Infatti la probabilità che cercavamo è un mezzo più un tredicesimo meno un ventiseiesimo. Poi mettiamo tutto a denominatore comune 26esimi, qua 2 nel 26 13 volte, 1 per 13 13, 13 26 due volte, 2 meno 1 ventiseiesimo e viene fuori 14 ventiseiesimi che è uguale a 7 tredicesimi. Abbiamo calcolata. Adesso vediamo cos'è la probabilità condizionata P di A condizionato B. Significa che noi calcoliamo la probabilità dell'evento A sapendo che B è già avvenuto. Allora, vediamo di capire con un esempio. Tiriamo due dadi e sappiamo che su ciascuno è uscito al più 3. Al più 3 significa che non è uscito né 4 né 5 né 6, al massimo 3. Diciamo che qualcuno ce lo dice, che su entrambi i dati è uscito al più 3. E noi ci chiediamo, ma qual è la probabilità che la somma dei valori usciti sui dadi sia 5? Allora, ragioniamo così. Qui ho disegnato tutte le possibilità del lancio di due dadi, sono 36 ovviamente, però noi sappiamo che su ciascun dado è uscito al più 3, quindi in realtà non andiamo a guardare tutte le configurazioni ma soltanto queste, perché noi sappiamo già che l'evento B è avvenuto. E allora calcoliamo la nostra probabilità soltanto su queste e l'evento che ci interessava è che la somma dei valori è 5. Succede in questi quattro casi. Tuttavia, i casi che andremo a vedere per calcolare questa probabilità sono solo questi due che stanno nell'intersezione di A e B. Soltanto questi due casi vanno bene, quindi due casi su 9. In questo caso qui ci sono 9, però in generale avremo probabilità di A con condizione B. Allora noi dobbiamo dividere col numero di casi favorevoli di B e al numeratore cosa mettiamo? Il numero di casi in A intersecato B. Qui è l'intersezione, quello che è in comune. Poi numeratore e denominatore possiamo entrambi dividerli con n, che è il numero totale di casi possibili,
e quindi qui troviamo probabilità di A intersecato B fratto probabilità di B, e questa è una formula che ci può servire in generale: probabilità di A condizionato B e probabilità di A intersecato B fratto probabilità di B. E possiamo scrivere in modo analogo invertendo A e B. Basta pensare che l'intersezione è commutativa, quindi A intersecato B, anche se scambio l'ordine, è sempre uguale. Qua invece di probabilità di B avrò probabilità di A. Ok, e allora da queste possiamo invertire queste due formule per trovare probabilità di A intersecato B, probabilità dell'intersezione degli eventi. Quindi da una oppure dall'altra troviamo probabilità di A per probabilità di B condizionato A, oppure dall'altra troviamo probabilità di B per probabilità di A condizionato B. E va bene, però adesso possiamo dire qualcos'altro. Se A e B sono eventi indipendenti, cosa significa indipendenti? Che uno non dipende dall'altro, e quindi probabilità condizionata, cioè probabilità di B con la condizione successo A è uguale a probabilità di B, perché non dipende da A, e analogamente probabilità di A condizionato B è uguale a probabilità di A, proprio perché non dipende da quell'altro. E allora se inseriamo questo qua oppure qua, troviamo semplicemente la probabilità di A intersecato B è probabilità di A per probabilità di B. Quindi è semplicemente il prodotto se sono indipendenti. Invece la probabilità, ricapitoliamo, dell'unione di eventi è semplicemente la somma degli eventi se gli eventi sono incompatibili. Non è la stessa cosa incompatibili che non hanno in comune nessun evento elementare, indipendenti che uno non dipende dall'altro. Infatti adesso vediamo ancora un esempio di questo qua con eventi dipendenti. Allora, qual è la probabilità di ottenere un numero pari? È un 4, quindi un evento e l'altro sarebbe l'intersezione, un evento o l'altro sarebbe l'unione. Quindi qual è la probabilità di ottenere un numero pari? È un 4 con due lanci di un dado. Questi eventi sono indipendenti perché io faccio due lanci del dado, e allora quello che ottengo nel lancio successivo non dipende da cosa ho ottenuto nel lancio precedente, sono eventi dipendenti. E invece, tanto per notare, sono compatibili tra loro, perché se esce un numero pari, questo è compatibile col fatto che esce un 4, perché tra i numeri pari un evento elementare è anche che esca il 4, quindi sono compatibili. Però in questo caso non ci interessa, ci interesserebbe solo se dovessimo calcolare la probabilità di questo evento oppure questo evento. Adesso calcoliamo questo evento e quest'altro evento. Allora, semplicemente il prodotto delle due probabilità, che troviamo un numero pari sul dado è 3 possibilità su 6, un mezzo, quindi per trovare un 4 sul dado è un sesto, quindi un mezzo per un sesto, un dodicesimo. Va bene, per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.